Continua per i carabinieri della compagnia di Agrigento la lotta al contrasto all'inquinamento ambientale con le attività di controllo volte al rispetto della normativa ambientale. A soli pochi giorni dall'operazione compiuta dall'Arma di Agrigento in località Piano Gatta presso lo stabilimento Laterizi Akragas, i carabinieri della tenenza di Favara hanno tratto in arresto un uomo per i reati puniti del testo unico ambientale relativi all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti, omessa bonifica dei siti inquinati, su segnalazione di un incendio nei pressi della contrada Molinella di Favara, avvenuta da parte di un privato cittadino. È stata rinvenuta dai militari e dei carabinieri dell'Arma una vera e propria discarica abusiva all'interno della proprietà privata del favarese arrestato, discarica che all'arrivo degli operanti risultava ancora avvolta dalle fiamme. L'odore fortemente sgradevole e i fumi provocati dal materiale che stava bruciando ha fatto allertare i carabinieri che, a seguito di accurata ispezione della proprietà, hanno constatato che l'uomo aveva in atto un'attività illecita di gestione e combustione di rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi e che deteneva illegalmente, non in sicurezza, nella vasta area in suo uso. Sul posto interveniva anche il personale dell'ARPA per la catalogazione dei rifiuti. Nella stessa proprietà è stata verificata anche la presenza di ingente materiale ferroso e di gasolio agricolo di illecita provenienza, per cui il favarese è stato inoltre deferito in stato di libertà per i reati di truffa ai danni dello Stato, ricettazione ed esercizio abusivo dell'attività commerciale relativa alla presumibile vendita del gasolio rinvenuto. L'operazione dei carabinieri di Favara ha comportato inoltre il deferimento in stato di libertà del proprietario del terreno, un uomo di 59 anni di Favara, e il sequestro preventivo dell'area interessata. I carabinieri della tenenza di Favara ieri hanno tratto in arresto un 37enne favarese perché è ritenuto responsabile di gestione illecita dei rifiuti e combustione illecita di rifiuti. Su segnalazione dei cittadini di Favara, i quali ci hanno segnalato appunto fumi e cattivo odore provenienti da una zona di campagna, ci siamo recati sul posto e abbiamo subito constatato la presenza di una discarica abusiva di 1500 metri quadrati circa, dove c'era presente una varietà di materiali tossici e pericolosi. Abbiamo tratto in arresto il soggetto perché, trovato proprio nella fragranza del reato, stava appiccando fuoco ai rifiuti tossici, e abbiamo denunciato anche il proprietario del terreno, un 60enne sempre favarese. Inoltre i carabinieri di Favara hanno rinvenuto delle cisterne di gasolio agricolo, presumibilmente provenienti da attività illecita, e quindi è stato denunciato anche per la detenzione di questo ingente quantitativo di gasolio agricolo, perché abbiamo trovato anche materiale appunto per contalitri e materiale come se dovesse vendere questo carburante appunto, e nessuna autorizzazione era presente, quindi non ha saputo giustificarsi il soggetto e non ha saputo dare giustificazione della presenza di una discarica di questa entità e vastità, e per questo abbiamo proceduto all'arresto.